ricordiamo che lei pane, amore e fantasie, quell'epoca là. Per no? esempio, se avessimo il nostro ricordo di Pane Amore, Dino Risi 1955, abbiamo una clip? Cioè? Non lo so, se la regia riesce a beccare una clip. Bellissimo, bellissimo. C'era un cartello, ho visto, no? Che è scritto Ostricaro Fisico. Ma che è Ostricaro Fisico? Ostricaro Fisico. Allora metto il cappello, il cappello di Harry Potter. Sì, Dino Risi nel 1955 nello scrivere la sceneggiatura fu colpito da una leggenda napoletana, quella dell'ostricaro fisico. Sì, tutti gli ostricai napoletani, quelli di Santa Lucia, quelli di Mergellina, dove sta il nostro amico lì a suonare tutti i giorni, gli ostricai si fregiavano nell'Ottocento di un titolo accademico che era appunto ostricaro fisico. La leggenda è nota. C'entra sempre Ferdinando Borboni, il re Nasoni, il re Lazzarone. Sapete che lui era golosissimo di cozze, ostriche, ogni tipo di frutti di mare. Sì. E si racconta che un giorno Luciano il re, un ostricaro di Santa Lucia, Luciano, gli porta sta cassetta d'ostriche. E voglio quanto da già per sta cassetta? No, maestà, io non voglio soldi da voi. Vorrei una cosa però, se è possibile vorrei avere un titolo nobiliare. Un titolo nobiliare? Hai detto niente, figlio mio. E come si fa a fare un titolo nobiliare? E poi gli viene un'idea, lui era ancora un bullone. Datemi una spada, voglio inginocchiati. Io ti nomino ostricaro fisico, perché in quell'epoca, nel Settecento, il dottore fisico era il dottore laureato, era l'accademico. E allora lui lo laureò quasi in ostricologia, dottore in ostricologia. Ma lui prese la cosa molto sul serio, riportò questo titolo accademico lì praticamente nella sua corporazione, ed allora tutti gli ostricai napoletani si fregiarono di questo titolo, ostricaro fisico. E Dino Risi viene ispirato da questa meravigliosa leggenda napoletana. Un'altra curiosità che ci siamo tolti grazie al magnifico rettore Amedeo Colella.